E oggi siamo nel borgo San Martino, comune di Spadafora, siamo in provincia di Messina e parliamo di un progetto innovativo, un progetto che si svolgerà proprio qui in questo centro a pochi chilometri da Messina. Siamo in compagnia di chi sta portando avanti queste iniziative e poi anche di un residente. Come nasce questo progetto e in che cosa consiste? Qui siamo a San Martino, un borgo dalle mille potenzialità che attendono solo di essere scoperte e valorizzate. Questo nasce da un sogno mio e di tanti giovani che si incontrano durante un progetto di servizio civile che riguardava proprio l'ambiente, la difesa dell'ambiente, e da lì è nato questo progetto di rivalorizzazione dei borghi attraverso quella che è la creazione di murales. Fine settembre inizieremo col primo murales che poi negli anni susseguirsi si determinerà un percorso proprio tematico, per poi andremo anche a fare delle gare, chiameremo gli street artist del territorio, per riavvivare e rivalorizzare il borgo. Il progetto si chiama O Scruscio do Mare in onore del famoso Camilleri, proprio il rumore del mare, perché il mare con le sue onde, con i suoi movimenti, crea continui disegni. A San Martino abbiamo coinvolto il maestro Anastasia, abbiamo coinvolto in quest'idea gratuitamente e metterà a disposizione le sue abilità per il paese. E quindi il mio è un invito rivolto a tutti a sostenerci. Ci potete sostenere in diversi modi, o proprio da un punto di vista materiale, scambio di idee, organizzativo, quindi ci potete contattare alla pagina Facebook Tirreno Centro Studi Futura, o ancora ci potete dare un contributo proprio materiale con una piccola donazione andandovi a collegare sul sito Eppela, la.com, lì scrivere il nome Respiriamo l'Arte e comparirà il progetto che abbiamo intenzione di realizzare e con tutti i dettagli. Vengono utilizzati dei materiali particolarmente costosi. Sono dei materiali particolari perché non è solo da un punto di vista visivo, ma vuole essere anche un esempio da un punto di vista di rispetto dell'ambiente, perché questi materiali non nocivi, non inquinanti, ma anzi sono dei materiali che tramite un meccanismo chimico assorbono lo smog e vanno appunto a degradarlo, quindi così ti mangia smog. E quindi un mio invito rivolto a tutti a non farvi tracinare da quelli che sono i susseguirsi degli eventi. Fermatevi, afferrate la vita, e sono i piccoli gesti che permetteranno al nostro territorio di crescere. Grazie e vi aspetto numerosi. E qui abbiamo un bellissimo panorama, questa è la piazza principale? Sì, siamo nella piazza centrale, diciamo la piazza importante, tra virgolette, di San Martino, che tra l'altro sarà oggetto di restauro da qui a breve, diciamo tra circa un mese inizieranno i lavori per il rifacimento della piazzetta di San Martino. Tenete in considerazione che un piccolo borgo conterà circa 300 abitanti. Anche la mia famiglia ha origini a San Martino, noi abbiamo diversi fabbricati qua su San Martino. E comunque è un luogo, io la definisco la piccola Taormina, perché onestamente è un posto bellissimo. Io difatti vi dicevo poc'anzi che ho presentato un progetto io su San Martino, io sono un ingegnere, l'ho presentato all'Ordine degli Ingegneri all'Istituto Verona Trento di Messina, abbiamo fatto un convegno. Non voglio andare troppo sullo specifico, però vi dico il mio progetto tenderà a creare valore su San Martino, perché noi dobbiamo recuperare questi borghi e questo lo possiamo fare semplicemente andando a valutare quelle che sono le caratteristiche peculiari del territorio, esaltarle, valorizzarle, e tramite delle strategie che le ho estratte dai vecchi studi di una metodologia americana, ho adottato una metodologia americana a rovescio. E questo ci consentirà nel tempo di valorizzare questi territori depressi, tra virgolette. San Martino non è un territorio depresso, però è un territorio che merita di essere fortemente valorizzato. Questa iniziativa che il dottor Lamacchia ci ha illustrato va proprio in tal senso, si parte da questo progetto che poi crescerà anno dopo anno. Sicuramente è un sassolino al quale sassolino dovranno aggiungersene altri nel tempo, e con la costanza, con la perseveranza si raggiungono gli obiettivi. E io difatti chiedo che tanti giovani si avvicinino a questi borghi, perché purtroppo io lo vedo anche in altri territori, i ragazzi scappano
da questi territori andando a cercare la vita più facile vicino al mare, però onestamente non è così, perché su questi territori esistono ancora i valori veri. Questo terrazzo cosa possiamo ammirare? Non è la zona altissima di San Martino, perché c'è Upuntale, una zona ancora più alta di San Martino. Qua abbiamo i terreni sottostanti, abbiamo la zona dello situ, un situ da quella parte, poi abbiamo la zona della Casazza che si estende da quella parte, a scendere c'è Sant'Alena, poi di là siamo nel comune di Rometta andando verso lì, quella zona, dall'altra parte saremo su Venetico. Questa è la zona che una volta veniva coltivata, qua si coltivava essenzialmente, c'erano uliveti, vigneto, si coltivava tanto grano, soprattutto nella zona a monte. Difatti i miei nonni, io mi ricordo, andavo con mio padre, con mio nonno a raccogliere usciure da sud, raccoglievamo mio padre piantava, seminava il grano e noi andavamo a mietere questo grano, me lo ricordo benissimo. E comunque qui ancora abbiamo tanti alberi d'ulivo che periodicamente si va a raccogliere le olive nel periodo, diciamo, già da settembre in poi, settembre-ottobre, e si fa la produzione nostra, diciamo, di olio d'oliva per la famiglia, diciamo. Da noi si producevano delle cose semplici. Poi nella zona sempre a monte negli anni si era sviluppata dell'attività di pastorizia, ecco, magari oggi non è più, diciamo, presente, però le attività che si svolgevano in questi territori erano essenzialmente attività agricole. Occorre l'impegno da parte dei giovani per dare vita a questi borghi, perché i borghi sono belli perché sono vecchi. Una cosa nuova non è una cosa bella è una cosa vecchia. E siamo in compagnia del maestro Salvatore Anastasi che porterà avanti questo progetto a livello artistico. È un progetto artistico molto bello, proposto da Tommaso La Macchia qualche mese fa. Io sono molto impegnato per i miei lavori, ho trovato il tempo perché San Martino è il mio paese, Spadafora è il mio paese, quindi lo devo trovare, lo troverò il tempo. L'opera realizzata sarà col tema sulla vite, quindi si intitolerà Le stagioni della vite. Praticamente sono tutte parti di una stagione dalla coltivazione alla produzione. Quindi caratteristica importante è l'abito tradizionale siciliano, la figura caratteristica segnata come la nostra sicilianità, e la bellezza poi è unica perché quello che faremo noi è un murales, però è come un affresco. La qualità della pittura è superiore, una delle sue pitture ecocompatibili che si trova solamente sia a Roma che a Milano. La terza città dell'Italia sarà San Martino ed è unica perché assorbirà tutta la base di inquinamento fa la sintesi come gli alberi. Quindi la nostra pittura, quando sarà finita, assorbirà quanto 3 alberi. Quindi aggiungiamo alberi a San Martino. Inoltre devo dire che la bellezza del paese, che ci indurrà a coinvolgere anche i cittadini, perché dobbiamo avere una partecipazione anche da parte di tutti i cittadini giovani di San Martino, che ci collaboreranno nella realizzazione di tutte le opere. Faremo delle opere singolarmente nelle varie stradine di San Martino e nello stesso modo creeremo varie opere d'arte per aumentare la bellezza e anche la capacità turistica del borgo. L'obiettivo è quello di far rivivere questo borgo che ha un passato molto importante, perché da qua dipendeva una volta anche Spadafora, se non sbaglio. Sì, San Martino era il comune, non era Spadafora il comune era San Martino, ma la bellezza di San Martino è unica nel nostro territorio. Dovete pensare che dopo Rometta esisteva Venetico e poi è venuto subito dopo San Martino. San Martino aveva un'area grandissima nel territorio, faceva una protezione di baco da seta,
una cosa immensa, una produzione che portava a Messina, vendeva e c'era ricchezza nel territorio. Qui a San Martino si vive bene e si mangia bene. E soprattutto si mangia bene, sì, è vero, molto bene. Ci sono, la produzione locale è molto buona, anche nel periodo soprattutto del vino, che fa dalle castagne, dalla cucina, caratteristica del territorio. E quindi saremo tra i primi a utilizzare questa metodica per poter realizzare questo murales, e quindi dal doppio significato, un significato proprio culturale, prettamente culturale, visivo, e un significato poi di essere proprio un esempio per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente, la difesa dell'ambiente, soprattutto in questa condizione, in questo periodo storico in cui stiamo vivendo di grande crisi, e quindi vogliamo essere un esempio anche per i comuni e per il territorio adiacente. Quindi anche con l'arte si può tutelare l'ambiente? Ma sicuramente tutto, come si dice, tutto fa brodo. Bisogna sommare gli elementi, le attività di ognuno di noi servono a creare, cioè già la spazzatura stesso, l'immondizia che la gente butta per strada ha un valore. Cioè io ho amici miei che trasformano la spazzatura in opere d'arte, e onestamente vedere la spazzatura buttata in giro è una cosa terribile. Sono soldi buttati in giro. Secondo me è bene fare arte, è bene recuperare i borghi antichi, in questo caso, recuperare San Martino, fare delle azioni congiunte. Cioè, più persone messe assieme raggiungono un obiettivo. Una persona da sola è difficile che possa farcela. Pertanto, amici miei, se portiamo persone su San Martino, se portiamo giovani a San Martino, se li facciamo rimanere su San Martino, il borgo acquista valore. Tutto diventa importante, ma crescono quelli che sono i valori veri. Come si vive a San Martino e perché vivere a San Martino? San Martino è fantastica, a parte l'aria, a parte il silenzio che ti dà più forza, più fantasia, più voglia di vivere, è una cosa fantastica. Quindi quando vieni a San Martino qua ti senti vicino al cielo, quindi è ovvio che la creatura che fai è un'altra cosa, è fantastico solamente, venite qua a San Martino.